Eder. Mech. Pallister. Essere o non essere. Eder, ti pongo alcune osservazioni che, per quanto mi consta, sono state insolitamente censurate in alcuni retrobottega giornalistici già nell'autunno 2022. Erano maturate poco tempo dopo il deposito della CTU medico-legale. Il fatto che fino al ritrovamento del cadavere di Liliana, nelle registrazioni delle telecamere della scuola di polizia datate 14 dicembre 2021, come recita il verbale, dopo attenta analisi, non è stato rilevato il passaggio di alcuna figura riconducibile a Resinovic Liliana, suggeriva due banali interrogativi. 1. Questa circostanza era vera? 2. Perché successivamente la questura riscontrava il contrario? Potevamo tranquillamente escludere che la prima verifica ed il relativo verbale erano stati superficiali, giacché nelle riprese una figura riconducibile a Liliana invece si vedeva e come. Ed anche piuttosto a lungo, né vi era un tale andirivieni da poterle confondere tra altre persone. Peraltro l'arco temporale di immediato interesse era ben indicato dagli eventi accertati. Dopo la telefonata tra Liliana e Sterpina e prima dell'orario di apertura del negozio Wind 3 dove intendeva recarsi. E dunque rimanevano solo due risposte ragionevoli e credibili a questi elementari quesiti. La prima risposta, la circostanza era vera ma le riprese che inquadravano Liliana erano in realtà di un altro giorno. Nel caso, dopo un controllo certosino delle registrazioni precedenti al 14 dicembre furono acquisite e impresse con la stessa data quelle compatibili con l'ambientazione di quel giorno fatidico. Al fine di dimostrare che Liliana era effettivamente uscita di casa. La conversione dell'iniziale negazione nell'affermazione che Liliana era stata invece ripresa, serviva a sostenere la tesi del suicidio e ad indirizzarvi la relazione medico-legale. Ingiustificatamente tardiva e contraria all'ipotesi omicidiaria. In sostanza, in ragione di superiori interessi lobbistici, le canoniche indagini dovevano essere deviate per escludere responsabilità di Sebastiano e così evitare il coinvolgimento di complici. Protettori o sodali di eccellente levatura nel mondo criminale affaristico triestino. La seconda risposta, la circostanza non era vera, Liliana venne individuata subito, ma le telecamere avevano ripreso anche soggetti e situazioni che non si voleva esporre. Nel caso, le persone coinvolte nella sparizione di Liliana, su commissione del marito o per altro sodalizio criminale, erano implicate anche in indagini o affari molto più importanti della vicenda Resinovic-Visintin. La conversione dell'iniziale negazione nell'affermazione che Liliana era stata invece ripresa, era divenuta tuttavia inevitabile. Per la disclosure degli atti già sollecitata dall'associazione Penelope, ed in effetti intervenne quando il suicidio era la tesi sposata ufficialmente dalla Procura di Trieste. La divulgazione delle immagini non comportava ormai alcun rischio per i soggetti particolari o protetti che vi comparivano, tanto più perché rese pubbliche in un contesto di provvidenziale, ma in realtà scientemente provocato, caos mediatico. L'inqualificabile ritardo dell'autopsia e della relazione medico-legale, ed ancora le incredibili contraddizioni e superficialità deduttive della stessa CTU, propedeutiche all'archiviazione per suicidio, intendevano quindi porre il sigillo sulla verità preconfezionata della procura. Quale che sia la risposta giusta ai due interrogativi, ripeto, una Liliana fu rilevata da subito nelle registrazioni della scuola di polizia? 2 perché il primo verbale lo negava e le successive pubblicazioni della questura lo smentirono. Sarebbe stato utile e lo è ancora, individuare i soggetti ed i veicoli che nei video in questione incrociano Liliana o sono alla sua portata di voce e sguardo. Anche sul punto bisogna riconoscerti, Eder, intuizione e perspicacia investigative tali da annichilire la pretesa preparazione e diligenza degli inquirenti triestini. O perlomeno del loro capitano di Ventura. Per questo ti invito a riesaminare ancora quei frames in cui Liliana si volta richiamata, credo dal clacson, dall'autovettura che, repentina, inverte la direzione di marcia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.